Il tono della discussione. Voglio che provi un attimo a serrare gli occhi, a liberare la mente da tutte le notizie che a cui purtroppo siamo abituati ascoltando i telegiornali, ascoltando la televisione. Cercare per un attimo quindi di chiudere gli occhi, di respirare qualche secondo e per un attimo solo cercare di far netto di tutta questa negatività e di questa schifezza a cui mi abitua. Provare quindi a pensare di non essere per un attimo in questo paese in cui ogni giorno, a pranzo, a cena, a mattina quando andiamo a andare a leggere il giornale o a comprarsi l'edicola, mi abitua a qualcosa di terribile, perché c'è qualcosa di terribile, quello in cui viviamo noi altri. Per un attimo pensiamo da essere a 150, 200 chilometri, ma non a Milano, di là. Però per un attimo pensare di essere in Slovenia, in Austria, o in Svizzera se vogliamo un po' più di qua. E cerchiamo di renderci conto della roba, no? Questi quadri diversi, noi altri, austriaci, i svizzeri, i sloveni, dai 3 mani, 4 bracci, ma li diversi, dai veneti, dei meglio, dei Allora, liberemmoci da questa mediocrità informativa in cui i vuol per forza tenermi. Cerchiamo per un attimo di non pensare a quello che è il 179esimo paese al mondo per crescita economica negli ultimi 10 anni. Per un attimo cerchiamo di non pensare al 168esimo paese al mondo per libertà economiche. Cerchiamo per un attimo di non abituarsi alla schifezza dell'83esimo paese al mondo per libertà di informazione. Cerchiamo quindi per solo un attimo di serrare gli occhi e di dire no, questi esempi virtuosi, taccaiano gli altri, non tanto distanti, taccai un'ora e mezza, 2 ore, un'ora e mezza di macchina, più vicini di Milano, e non si parla neanche di quanto chi sia più vicini di Roma, dice qua. Voi altri vi accorgete solo perché con passare il confine la Vodafone vi dice benvenuto in Vodafone Austria, no? Ma se no, non c'è differenza, cioè, siccome qua c'è Unione Europea, c'è Europa, ma perché ora noi altri, in Veneto, dovremmo per forza rassegnarci a sta schifezza? Ma è giusto? Ma se lo meritiamo? Mi dico che non se lo meritiamo. Mi dico che al manco non me lo merito. Non se lo merita le persone che ne vuol bene e le persone a cui vogliamo bene. Ed è ingiusto che ogni giorno i veneti, pur di accettare questa schifezza, pur di dimostrare il suo grande spirito di abnegazione e il suo grande senso di Stato, si alza un'ora prima mattina pur di far quadrare robe, quando le robe non quadra in questa gabbia istituzionale smarsa che sia peggiore del mondo civile e che non fa più parte del mondo civile. Io sono veneto, ogni giorno lavoro, mi sacrifico, faccio quello che in ogni momento ritengo giusto di fare, con un pensiero solo, di vivere in un paese più civile, in un paese che se lo meritiamo, che sia assolutamente congruente con quello che noi altri facciamo ogni giorno, perché agiamo nel bene ogni giorno come veneti, e pretendiamo il bene. E non è giusta questa schifezza che sorbiamo ogni giorno, non è giusta dal punto di vista della giustizia, non è giusta dal punto di vista della sanità, non è giusta dal punto di vista dell'educazione. I nostri fioi, per potersi fare una carriera e ambire a quello che si merita con lo studio, gli deve andare ad Amsterdam, a New York, gli deve andare lontano, all'estero. Ma se rendiamo conto che una volta non era così, che il Veneto, la Venezia, era la patria del liberalismo, delle arti liberali, che qua è venuto Galileo Galilei a portare avanti il suo pensiero libero, perché altrove non glielo lasciava portare avanti. E oggi noi altri
che siamo stati un faro di civiltà, un faro di cultura, un faro di dignità nel mondo, un esempio glorioso, se abituiamo a questa schifezza? No. Mi dico che non sei giusto, mi dico che assolutamente noi altri potremmo e dovremmo ambire a creare un Veneto Stato indipendente, e mi dico che semplicemente basta che noi altri o voemo, basta che noi altri veneti se rendiamo conto che se lo meritiamo, che potremo averlo, e che ogni giorno che passa ogni veneto, un veneto, 10 veneti, 100 veneti in più, si rende conto che non c'è alternative politiche alla nostra completa indipendenza, a ottenersi in modo pacifico e democratico. Per questo stasera, visto che avete sentito le ragioni economiche, le ragioni legali, e che fra poco Giustino vi spiegherà le nostre ragioni identitarie e storiche, per questo stasera vi domando a tutti, nessuno escluso, da domani di non perdere un secondo, un minuto, per farvi sapere alle persone che vi sta attorno, per il bene vostro e per il bene di chi che vi vuol bene, che esiste un percorso politico nuovo, un'alternativa politica forte che si chiama Veneto Stato, e per convincere tutti a tutti quelli che ancora non sono iscritti di iscriversi e di far iscrivere più gente possibile e di portare più veneti possibili di Veneto Stato, perché se lo meritiamo, perché è il minimo a cui dobbiamo ambire, ma dobbiamo volerlo. E viva il Veneto Stato indipendente!